Nella Sala Cordella di Adria, Jessica Gialdisi ha presentato il suo libro autobiografico Vorrei essere bambina. Un racconto intenso e toccante che intreccia dolore, resilienza e rinascita. Cresciuta in una famiglia difficile, abbandonata dalla mamma e affidata ai nonni, Jessica ha vissuto un'infanzia priva di quella stabilità e armonia che ogni bambino dovrebbe avere. Ma il dolore più grande arrivò con il suicidio della madre, un evento devastante che avrebbe potuto spezzarla, ma che invece rappresentò un punto di svolta. Dopo la perdita della madre, Jessica ha scelto di prendersi cura dei suoi 3 fratellini, nati dalla seconda relazione del padre, accettando una responsabilità enorme, diventare per loro una guida, una madre e una sorella, tutto in una volta. Questa esperienza, segnata dal dolore e dalla resilienza, ha trovato la sua espressione più profonda nella scrittura del libro Vorrei essere stata bambina. Non è una punizione che stanno dando a me il fatto di darmi dei carichi così grandi, è che non sanno chiedere aiuto. È che se chiedo aiuto c'è davvero qualcuno che risponde. È che se sono fragile c'è qualcuno che mi accetta così. Se non sono bravo, se sbaglio, mi danno la possibilità di ripartire o continuano a guardarmi come quella persona lì da cui star lontano. L'hai fatto una volta, caro. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Perché? Vi siete mai chiesti perché si diceva sta cosa? Ma è vero così? E a me sapete chi mi ha insegnato quella maturità che oggi Giosuè, il mio secondo bambino? Giosuè ha 1 anno e mezzo. Quando Giosuè ha imparato a camminare, che è partito, quante volte si è spaccato, c'è ancora un bernoccolo qua, in testa, prima di partire, di essere veramente autonomo nel camminare. È normale, normalizziamo questa cosa di non essere sempre all'altezza e di sbagliare per imparare a fare le cose fatte in un certo modo, a fare esperienza. E quindi io vedo un po' la mia mamma e il mio papà esattamente così, che continuano a sfracellarsi le ginocchia. Ma vuol dire che anziché chiacchierare, come il paese dove ero io che giudicava, mi attivo e vado dai servizi a dire che qualcosa non va. Invece no. Quello che ha fatto questo, ha fatto st'altro. E tanti bambini sono cresciuti così per anni. Perché la famiglia era fragile e non sapeva chiedere aiuto. Perdonare vuol dire accogliere le persone nella loro fragilità e capire chi siamo per poter giudicare. Anche in chi fa gli errori più grandi, voi non immaginate quanta sofferenza c'è dietro. Ed è anche nel dolore degli altri stare in punta di piedi con rispetto, perché è una vita comunque, non perché è bella, cotonata, è pur sempre una vita, no?